Buon pomeriggio, bentornati a Venice in Question. Siamo ormai al nono appuntamento con il seminario sulla storia di Venezia dal Medioevo alla tarda età moderna. Come sempre vi do qualche consiglio per intervenire e porre domande all'ospite di oggi. Potete intervenire o utilizzando, come sempre, le chat che sia Facebook che YouTube mettono a disposizione per gli utenti, o se volete, ci farebbe anche più piacere, potete lasciare e inviare un messaggio all'indirizzo email che scorrerà continuamente in sovraimpressione durante il seminario e chiedere il link di accesso per intervenire direttamente in livecam con noi e magari anche solo per condividere una riflessione con l'ospite di oggi. E a proposito di ospite del nostro seminario, è un vero piacere avere qui oggi Leonhard Horsch dalla Università di Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera, dottorando, anzi quasi dottorato, perché ha sostanzialmente appena concluso una ricerca di dottorato imponente anche per l'edizione che accompagna lo studio monografico di questo lavoro, come ci farà anche un po' sapere Leonhard. E a questo punto non resta che sostanzialmente introdurre un po' la prima domanda che viene naturale porre a Leonhard, e come avete anche letto dall'abstract si occupa di Ludovico Foscarini, quindi si occupa di patrizi umanisti veneziani nel 400, quindi un tema importante che è stato indubbiamente il simbolo di una stagione di studi che ha visto Venezia e Firenze quasi influenzarsi a vicenda fra gli anni 70 e gli anni 80 del secolo scorso. Quindi mi viene da chiedere a Leonhard cosa mancava ancora in questo prestigioso filone di studi. Prego. Grazie Daniele e anche grazie alla Deputazione per la generosa possibilità di poter un po' parlare delle mie ricerche oggi. Allora, gli studi sull'umanesimo a Firenze naturalmente si sono sviluppati sin dagli anni 80, anche perché c'è una mole di documentazione umanistica, diciamo così, che è molto più grande a disposizione per il 400 paragonato a Venezia. Io mi riferisco come sviluppo a due studi e un filone di studi sull'umanesimo fiorentino che si conia Social Humanism. Mi riferisco soprattutto a due lavori, il lavoro The Social World of Florentine Humanists di Brian Maxon e il lavoro del Paul MacLean, The Art of Network. Allora, entrambi questi lavori usano spesso e prevalentemente delle lettere e delle fonti epistolari in generale, perché sono a disposizione a Firenze in una quantità più grande di Venezia, come avevo già detto. E il social humanism cerca di interpretare e concepire l'umanesimo meno come un movimento normativo, letterario e forse anche ideale, perfino filosofico, piuttosto come un insieme di pratiche sociali e culturali che potevano essere adibite a compiere una varia gamma di obiettivi nello svolgimento della vita quotidiana. A questo forse serve una breve definizione di quello che è una pratica, almeno nella definizione come la uso io, ed è quella che una pratica, in fin dei conti, è un atto di dare un significato a una cosa, cioè un atto simbolico, in fin dei conti culturale, e sono dei significati che si possono imparare nel percorso di una vita attraverso diverse socializzazioni e che sono ripetibili, memorizzabili e anche adattabili e trasformabili nelle diverse situazioni che uno incontra nel percorso di una vita. A cosa potrebbe servire questo per lo studio dell'umanesimo o del movimento di persone letterate con un gusto per l'antichità a Venezia? Soprattutto aiuta
a studiare la creatività, in fin dei conti, quotidiana, dello svolgimento della risoluzione dei problemi quotidiani, invece di studiare degli ideali e delle norme letterarie, la qualità letteraria dei testi, anche degli ideali, diciamo, politici. E nello specifico, ad esempio, si possono così studiare i conflitti che questi letterati patrizi veneziani avevano nella loro vita e che vengono ben espressi, ad esempio, nelle lettere di Foscarini, e di cui si parla invece di solo contemplare un po' l'ideale della unanimitas che è sviluppato nei trattati politici. O, per renderlo un po' più complicato ancora, invece di dire ok, c'è l'ideale che lo Stato deve essere ben informato, che deve disporre di una quantità di informazioni alta e di poi esaminare le azioni che potrebbero essere stati messe in atto a colpire questo obiettivo, come la installazione della biblioteca del cardinale Bessarione a Venezia, come la installazione dei primi stampatori a Venezia. Uno potrebbe anche pensare a studiare queste pratiche letterarie, che lo sono in fin dei conti, come azioni per aiutare ad accumulare prestigio o di sanare e restaurare la reputazione di certi nobili che organizzano poi queste cose per poi vincere delle elezioni. E credo che a questo sono ben utilizzabili le lettere del Foscarini, perché sono state scritte in delle diverse situazioni della sua vita e sono anche messe insieme in un epistolario dall'autore stesso. La tua è una ricerca ovviamente focalizzata su un solo patrizio, che è appunto Ludovico Foscarini. Viene quindi naturale chiedersi chi era Ludovico Foscarini, di chi stiamo parlando. Grazie. Allora, spero che sia lecito che ora do una biografia un po' più approfondita di Foscarini, anche perché in fin dei conti una biografia non è l'altro che l'insieme delle socializzazioni, ed è importante capire di sapere bene di chi parliamo. Foscarini nasce nel 1409 nella parrocchia di San Polo, in una famiglia patrizia non troppo ricca e non troppo prominente. Tutti gli esponenti di questo casato nel 300 sono molto lontanamente imparentati con Foscarini. Però Foscarini, attraverso sua madre, è imparentato con i Giustiniani, proprio quel ramo dei Giustiniani che è molto attivo nella Grecia. E attraverso sia il padre sia la madre, probabilmente, cioè sono cose che non si possono dire sicuramente, perché sono dati che si rilevano, ad esempio, attraverso la Balla d'Oro, i registri della Balla d'Oro, eccetera, e i contatti generali che lui aveva, e un po' attraverso dei testamenti. Probabilmente era imparentato con i Donato, con i Bembo, con i Parruta e i Miani. Dunque, una serie di famiglie che nel 400 e nel 500 producevano alcuni personaggi di un certo rilievo culturale, se pensiamo ai Bembo. Foscarini poi riceve una formazione in una scuola di canto. Questo è molto chiaro perché lui, quando cita versi di Orazio, Terenzio, Plauto, Ovidio, dice di aver cantato questi versi da bambino. Dopo di questo riceve una formazione letteraria ancora più approfondita da un maestro ignoto, che potrebbe però essere stato un maestro molto fortemente influenzato da Gasparino Barzizza.
Per questo abbiamo alcuni indizi che nascono dallo studio delle fonti che lui usa nelle sue lettere. L'indizio più importante e forte è però quello che dalle 1000 citazioni che io ho potuto trovare nelle lettere, circa 30% sono da opere di Cicerone. E come si sa bene, Cicerone era una specie di, cioè, il perno della scuola di Gasparino Bazzizza. Il padre di Foscarini, Antonio, che è un ufficiale nobile di medio livello e a volte anche mercante, soprattutto coinvolto con la mercatura con la tana, presto mette in scena proprio la cultura letteraria del figlio, organizzando in delle occasioni politiche possibilità per il figlio sotto 18 anni di tenere dei discorsi politici che poi da dei cronachisti vengono descritti come dottissimo. Dunque c'è già una certa, diciamo, preparazione a un'attività pubblica a cui di sé serve una certa prominenza. Dopo questo, Foscarini studia prima arti e poi leggi a Padova. Partecipa a Padova alle solite pratiche letterarie dell'Università Padova, soprattutto quelle oratorie, come le ha di recente indagate Clémence Revest, e partecipa soprattutto naturalmente negli atti proprio delle promozioni. Studia legge soprattutto da due uomini pratici o praticanti, non so la parola giusta in italiano, del diritto statutario, Crostocimo De Conti e Paolo De Castro, che non sono solo teorici, ma sono persone che proprio hanno provveduto la riforma di statuti, e nel caso di Paolo De Castro anche fuori del territorio della Repubblica di Venezia. Poi viene comunque addottorato sia in arti prima e poi dopo un paio di anni nelle leggi. E poi è molto interessante che alla sua promozione in Uteriusque Iuris, al contrario a delle promozioni generali dei nobili veneziani, non sono presi, a prescindere del capitano e del podestà di Padova, non sono presenti nobili veneziani non clerici. Sono quasi solo clerici. Quello non sono sicuro, ma penso che questo potrebbe essere un indizio per una forte socializzazione, una forte autoidentificazione con il diritto canonico, ma non sono sicuro. Comunque è un dato un po' particolare. Un paio di anni dopo, tipo a 26 anni credo, svolge la sua prima carica ed è un posto nel Consiglio di 10. Niccolò Bembo, il nonno del cardinale, si vanta poi più tardi di aver organizzato questo posto in qualche modo, o di almeno sostenuto la candidatura di Foscarini per questo posto. In questo anno in cui fa parte del Consiglio di 10, probabilmente entra per la prima volta in un contatto più stretto con Francesco Barbaro e Leonardo Giustinian, cioè gli arcipadri del cosiddetto umanesimo patrizio in questi anni. Le prime cariche fuori Venezia sono in un posto nello Stato da Terra, a Feltre, e in un posto nello Stato da Mar, a Modone. In entrambi i casi, o Foscarini stesso o altri scrivono poi dei testi letterari in qualche modo elogiativi sulle sue azioni in questi luoghi. Questi testi ribadiscono molto le sue capacità giuridiche e soprattutto la sua capacità di ritrovare aspetti di problemi forse trascurati fino a questo punto
e la sua capacità di risolvere questi problemi. E questi problemi spesso hanno un carattere o legale o almeno della natura e della cultura legale in generale. Il testo di Modone, su Modone, ribadisce anche le sue capacità diplomatiche in modo molto forte, perché lì Foscherini fa delle trattative, non so come si esprime bene in italiano, fa delle trattative con dei despoti bizantini sulla Morea. Forse è anche importante dire che a Modone Foscherini è quasi circondato da parenti, sia dal lato materno sia dal lato paterno, materno e paterno, cugini secondo, terzo grado, che poi insieme a lui propongono alcune legislazioni relative a Modone che servono a alzare la prominenza e la reputazione non solo dei Foscherini, ma naturalmente anche di tutti questi parenti come ufficiali. Un paio di anni dopo, 2 o 3 anni dopo, comincia poi la carriera diplomatica di Foscherini. Quella si svolge prima nella Italia settentrionale e poi poco dopo si vede proprio una specializzazione sulla curia, che comincia con una ambasciata di obbedienza. Sappiamo, ben noto attraverso le fonti, che gli ambasciatori di obbedienza fra i nobili erano considerati persone di alto prestigio, alto rango. Foscherini in questa occasione, in una cronaca, viene descritto come princeps civitatis, o uno dei principes civitatis. Le ragioni per questa specializzazione sulla curia potrebbero essere diverse. Una potrebbe essere la sua specializzazione nel diritto canonico, che lui poi anche afferma in alcune occasioni. C'è Foscherini, uno che dice in faccia a un cardinale legato in una lettera di quando lui tratta un caso di diritto canonico, fa quello che lui ha imparato e fa quello che tutti sanno che lui sa fare. È abbastanza blunt, direi, per una conversazione con un cardinale legato. Un'altra spiegazione potrebbe essere che Foscherini abbastanza presto, nel circolo intorno al medico erudito Pietro Tomasi, afferma la sua funzione o il suo stato di esperto per la guerra contro i turchi, che lui proprio promuove. Non sappiamo se questa cosa aveva a che fare con il coinvolgimento della famiglia, sia del padre sia della madre, con la Tana. Questo è una totale illazione, però è anche vero che dopo il 1953 la mercatura con la Tana diventava molto influenzato, per dirlo leggermente, dalla posizione dei turchi del Bosporo. Ma comunque, perché questa cosa ha a che fare con la curia, allora una guerra di turchi contro i turchi spesso ha a che è una crociata e coinvolge la curia. Ho detto che come ambasciatore alla curia era un patrizio di alto rango, e questo è anche rispecchiato dal fatto che poi negli anni 50 lui è molto spesso avogador di comune, cioè una carica di un prestigio pure molto alto. Lui in questa fase subito entra in conflitto con altri patrizi che servono spesso in questi anni da avogadori di comune. Questi patrizi, che potremmo anche chiamare rivali, e Foscherini si ricoprono a vicende di accuse di tipo amministrativo disciplinario, relativo non solo alla terraferma, ma anche al dominio di Damar, anche a delle cariche a Venezia. Sono coinvolti non solo Foscherini e queste persone direttamente, ma anche i loro parenti.
questa cosa diventa sempre più pericolosa. Alla fine Foscherini subisce perfino una condanna per una questione disciplinaria dal Consiglio di 10, e sappiamo dall'ambasciatore milanese che forse questa condanna non era così grave come sentenza, però era molto danneggiante per la reputazione del Foscarini. Allora, cosa cerca Foscarini di fare? Lui, attraverso delle lettere, ad esempio, cerca di restaurare la sua reputazione, ma soprattutto ottiene alcune cariche diplomatiche che gli aiutano, in fin dei conti, di uscire da questo circolo vizioso un po'. Ed è una ambasciata alla Curia nel 1464, quel famoso viaggio, ultimo viaggio del pontefice Pio II, descritto anche un po' nei suoi commentari, da Roma ad Ancona per la crociata. Poi subito dopo un'altra ambasciata da ambasciatore di obbedienza alla Curia di Paolo II, entrambe ambasciate di alto prestigio, e poi una bella ambasciata perché è uno dei pochi successi proprio chiari di un'ambasciata del Foscarini, ed è un'ambasciata all'inizio del 65 da Bartolomeo Colleoni a Malpaga, in cui Foscarini riesce di abbassare sostanzialmente l'alzamento del soldo del condottiere. Già prima dell'ambasciata in Curia, Foscarini entra un po' in una garra per diventare procuratore. Fallisce un primo tentativo, e poi però riesce in un secondo tentativo un paio d'anni, circa 7 anni dopo, durante una ulteriore ambasciata in Curia all'inizio degli anni 70, viene eletto procuratore ora non devo sbagliare, de Ultra, cioè della parte quella di San Polo. Anche in questa occasione uno dei suoi massimi rivali è uno degli altri candidati, una di queste persone con cui lui aveva problemi in avogaria, davanti alla quarantia. Poi, comunque, ovviamente una persona di spicco, è 2 volte candidato nelle elezioni ducali, però viene scartato abbastanza presto già, perché lui viene sostanzialmente accusato di essere troppo povero e di avere problemi fisiche, di essere troppo debole fisicamente. Viene anche descritto una volta in modo molto chiaro che lui aveva un fortissimo tremore nella mano che lui non poteva nascondere, e che questo creava una situazione di grande imbarazzo per lui durante queste sessioni dei consigli per eleggere il Doge. Comunque perde 2 volte e poi si ha un po' l'impressione che lui si ritira, che anche ha a che fare con il carattere un po' sedentario della procuratia in generale. Non sappiamo bene per cosa usa questo tempo, sicuramente per la stesura dell'epistolario. Poi muore nel 1480, dopo quasi 10 anni come procuratore, ed è forse rilevante o bello menzionare, come per concludere questa biografia, che secondo almeno Tess Beverly, Foscarini, dopo il suo alleato Niccolò Canal, era il più attivo diplomatico veneziano del 400. Dunque questa è un po' la biografia di Ludovico Foscarini. Abbiamo anche detto che al centro della tua ricerca c'è appunto Ludovico Foscarini e in particolare questo epistolario di cui hai parlato più volte, quindi può essere interessante un po' inquadrare questo manoscritto che in qualche modo ha
catalizzato un po' il tuo interesse di ricerca. Sì, naturalmente. Allora, è naturalmente un manoscritto molto bello e molto interessante. Molto pesante. È molto pesante, sì, forse no, cioè fisicamente non è così grande. Si trova a Vienna con il resto della biblioteca di Marco Foscarini. È un codice pergamenaceo che contiene 312 lettere in latino. Foscarini menziona questo codice pergamenaceo già nel suo testamento, insieme a un codice sempre Mearum Epistolarum in carta. Allora, io credo che questo altro codice, che non ci è pervenuto in carta, era probabilmente un registro delle sue lettere. Allora, cos'è un registro? Un registro contiene probabilmente tutte le lettere, o almeno tutte quelle stilizzate in modo letterario umanistico, che uscivano dalla segretaria o dal segretariato si dice, la cancelleria personale comunque di Foscarini. Questo codice probabilmente dai discendenti a un certo punto viene scartato, o perché è di carta, o perché loro riconoscevano che ci sono delle sovrapposizioni con il codice pergamenaceo. Allora, Foscarini definisce questi codici insieme al resto della biblioteca, che però viene descritto in modo abbastanza complessivo, cioè codice 1, codice 2, codice 3 e così via, come bene inalienabile della famiglia, e li dà al figlio più giovane Vittore. Esprime anche in questo testamento più volte il suo desiderio che Vittore sia dottissimo e che deve studiare. Dice anche esplicitamente: il mio più grande desiderio è che Vittore è il più dotto possibile. Allora, questo ci fa già pensare che in un certo modo questo epistolario, serviva un po' alla educazione politica o alla educazione in generale dei discendenti. Per questo ci dobbiamo rendere conto che c'è una differenza fra un registro e un epistolario. Questo epistolario è una selezione delle lettere dal registro. Sono sicuro che è una piccolissima percentuale delle lettere che lui ha scritto durante la sua attività. Sono solo 312 lettere. Lui all'anno probabilmente ha scritto 300 lettere almeno, e parliamo di 40 anni quasi di attività. Dunque abbiamo già a che fare con una selezione che poi, quando è messa insieme dall'autore stesso, crea proprio un genere letterario a sé stante. Quindi è ad esempio molto difficile, secondo me, di ricostruire attraverso questo epistolario o dei network o dei reti di informazione. Secondo me questo si può fare, però poi servono una quantità di precisazioni enorme. Quindi è più facile di interpretarlo forse come un manuale di conoscenze, di sapere politico. Quali altri indizi abbiamo per questa tesi? Allora, il primo indizio è che le lettere dispongono da delle rubriche che danno accesso al contenuto delle singole lettere e che ci sono state scritte sopra o anche in margine ad ogni lettera, quasi ogni. Ci sono alcune lettere senza, ma nella maggior parte ci sono, e che dovevano essere state raccolte nelle prime 10 foglie del codice, che però poi sono state lasciate vuote. L'epistolario di Francesco Barbaro, quello grande epistolare nella versione vaticana, ha pure le rubriche anche collezionate all'inizio del codice, che permettono comunque questo accesso al contenuto delle lettere. Poi
uno dovrebbe o può, come ha già fatto Giovanni Battista Piccotti all'inizio del Novecento, l'ordine di queste lettere del Foscarini. Ed è molto ovvio che Foscarini ha diviso le lettere in dei capitoli che seguono i suoi posti di carica fuori Venezia. Poi ha diviso queste cariche in un gruppo di capitoli diplomatici e prima un gruppo di capitoli, non conosco la parola giusta italiana, gubernatoria, podestarile. Podestarile, sì. Da questo però, poi da questi due gruppi ha estratto ulteriori gruppi, 3 in totale, che ha poi messo all'inizio e alla fine. All'inizio ha messo l'ambasciata alla Curia del 64, perché probabilmente considerava questa ambasciata come il cornerstone, un po' l'elemento chiave della sua reputazione, che poi ha condotto alla elezione forse di procuratore, forse di altra cosa. Comunque un'ambasciata importantissima, da anche un pontefice con un prestigio letterario altissimo. Poi ha estratto dal gruppo delle lettere foresterili le lettere da Padova, e dà anche spesso una spiegazione per questa cosa, perché dice proprio esplicitamente che per lui governare Padova è un'altra cosa, perché è più vicina a Venezia, e dice tipo che Venezia è la madre delle lascivie, non lo so come si dice in italiano, cioè una cosa non così carina, ma in fin dei conti dice che è un altro tipo di governo. E poi estrae le lettere a un membro eminente di una elite di terraferma, e cioè a Isotta Nogarola, che era proprio una persona, una protagonista con una posizione chiave nella comunicazione con questi ceti dirigenti, e li mette alla fine. Allora, per questo si deve dire che Isotta Nogarola non era solo una veronese, era una nobildonna che era imparentato con molti ceti dirigenti della terraferma, cioè anche con la sorella era sposata quasi al signore feudale più importante del Bresciano. La madre era una Borromeo da Padova, e lo zio poi era un signore feudale a Tisana, e poi comunque era anche imparentato con dei nobili nel Trentino. Dunque una persona importante, le strategie epistolari con cui vengono poi descritte un po' in modo diacrono in questo capitolo di circa 20 lettere alla fine dell'epistolario. Dunque c'è un ordine politico di questo epistolario, un ordine probabilmente sistematico, e per questo io vorrei proporre di interpretare questo epistolario un po' come le cronache di consultazione, come li ha definiti Dorid Reines. In fin dei conti, è un manuale di conoscenze politiche che hanno una forma letteraria, che però servono a svolgere delle situazioni nella vita di un nobile di alto rango veneziano, che potevano succedere più volte, cioè non solo una volta. Ci sono ancora altri indizi per questa cosa, e sono indizi più di stile paleografico e ortografico. Allora, la ortografia del codice, per dirlo cortesemente, è inusuale, incomprensibile. Anche per gli standard tardomedievali l'ortografia è molto fuori strada, e la calligrafia è ancora più strana, perché parliamo di un codice degli anni 70, però ha una calligrafia di impronta pizzicolesca, cioè di Ciriaco d'Ancona,
con le maiuscole strane, con una grande insicurezza della linea, un po', e poi proprio con delle forme goffe a volte. Quello ci fa pensare che qui lo scriba o i scribi erano delle persone con una formazione non completamente perfezionata, anche perché erano proprio persone che avevano problemi a capire delle cose anche geografiche che hanno a che fare con Venezia. Cioè, a un certo punto lo scriba parla di una Costituzio ragusina, e poi parla per pagine cita la Costituzio pattavina di Ildebrando dei Conti. Di Ildebrando, cioè comunque un vescovo pattavino, non voglio sbagliare. Comunque è uno che le minime cose geografiche sbaglia, che fa anche pensare che la persona che dettava il codice sbagliava queste cose. Questo è anche confermato dal fatto che l'unica lettera accessibile che era proprio che è arrivato dal corrispondente di Foscarini, che una volta si trovava nell'Archivio di Stato di Verona, che da questo posto è stato rubato e ora si trova nella biblioteca dell'Università di Pennsylvania, e una lettera con una grafia completamente normale, e soprattutto con una ortografia regolare, seguendo gli standard, comunque scritto da una mano dal Palazzo Ducale, quindi che è una mano che si ritrova anche nei registri ducali. Polleresca, certo. Ma hai parlato prima, giustamente definendo Foscarini come uno dei... Posso velocemente finire questa cosa? Certo. Allora, io credo questo codice è stato scritto proprio dal figlio. A questo figlio di cui Foscarini non si fidava totalmente, perché dice anche che altri devono vedere se lui è adatto per lo studio. Poi a Padova scriveva questo codice, e forse in queste situazioni gli venivano anche spiegate le situazioni delle lettere. Abbiamo anche una conferma di questa teoria attraverso un corrispondente molto importante di Foscarini, cioè Francesco Filelfo, che dice: tu con la tua apoplessia non ti puoi scusare del fatto che non mi scrivi lettere, perché comunque le tue lettere scrivono i tuoi figli. Ed abbiamo anche altre prove di procuratori che si facevano scrivere cose dai figli. Ad esempio, l'esatto Giustinian nel suo testamento scrive che il suo figlio naturale Pancrazio gli serve da scriba. Ecco, colpo di scena finale per il manoscritto di Foscarini. E hai anche parlato prima effettivamente di come probabilmente sia stato uno dei patrizi veneziani più attivi nell'attività appunto diplomatica, e questa cosa effettivamente ne trovi riscontro all'interno del manoscritto dal punto di vista delle lettere, della quantità di lettere relativamente all'attività diplomatica? Allora, questa domanda è un po' difficile da rispondere, perché naturalmente le lettere dalle cariche diplomatiche hanno a che fare con l'attività diplomatica. Però, da un altro lato, queste lettere sono molto focalizzate su quello che succede a Venezia, nel senso che credo che queste lettere in qualche modo servono ad accompagnare i dispacci che Foscarini scriveva al Senato. Naturalmente di questi dispacci non ci sono più, non sappiamo bene esattamente come Foscarini scrive dispacci, però è chiaro che non avevano un carattere così bombastico come edotto, come questo erudito, come queste lettere. E le lettere quasi sempre ribadiscono le difficoltà della sua attività diplomatica e gli ostacoli che facevano sì che lui non poteva compiere quello che gli era stato richiesto dal Senato. Quindi servono un po' ad aiutare la sua reputazione in patria durante la ambasciata.
Poi ci sono i casi di capitoli diplomatici, come quello di Malpaga, che non parlano della missione. Perché l'ambasciata a Malpaga era una cosa del Consiglio di 10 e probabilmente non si poteva parlare dei problemi che l'ambasciatore a Malpaga aveva con il Consiglio di 10 pubblicamente. Poi ci sono delle lettere diplomatiche che lui scrive in delle situazioni in cui è podestà in terraferma. E per questo ci sono due ragioni. La prima ragione è che ovviamente il governo imponeva a Foscarini di scrivere delle lettere con dei protagonisti diplomatici che non avevano niente a che fare con le sue cariche in terraferma, ma lui veniva scelto per questa cosa perché era noto che lui conosceva questi personaggi. Ad esempio, da Verona deve scrivere una lettera per questioni probabilmente doganali in Grecia con Costantino XI. Perché? Perché conosceva bene Costantino XI dal suo tempo a Modone, quando Costantino XI era uno di questi despoti in Morea. E che questo fatto era anche ribadito in quel testo elogiativo che avevo menzionato. E così via. Questa cosa succede alcune volte. Poi c'è anche il contrario, che un protagonista diplomatico aborda proprio Foscarini, che è podestà in terraferma. Questo succede quando il cardinale legato Juan Carvajal vuole coinvolgere il podestà di Padova, cioè Foscarini, in delle discussioni di carattere di diritto un po' canonico di carattere diplomatico sulla decima che il governo veneziano vuole imporre sul clero per finanziare la crociata. E naturalmente Foscarini poi, in modo cortese, deve declinare questa richiesta, che però è una richiesta un po' difficile perché viene ripetuta più volte. Dunque il carattere diplomatico delle lettere è diffuso, ma difficile un po' da definire. Certo, ma sulla scorta quindi della esperienza di Ludovico Foscarini, o almeno l'esperienza che l'epistolario trasmette allo studioso, quali strategie doveva quindi padroneggiare un patrizio veneziano in carriera con ovviamente una solida formazione umanistica e anche giuridica, possiamo anche dirlo? Allora, naturalmente queste strategie sono diverse e molteplici, e qui forse non abbiamo spazio, quindi credo che ha senso di prima descrivere abbastanza velocemente una strategia specifica e poi dare una mia interpretazione generale della maggior parte delle strategie. Allora, la strategia specifica, secondo me, è l'applicazione delle prassi giuridiche. Questo ha diversi livelli. Il primo livello sicuramente è quello che lui era in grado di descrivere quasi tutte le relazioni umane con il linguaggio, la logica, la retorica, insomma, forse del diritto delle obbligazioni. Il diritto delle obbligazioni aveva il grande vantaggio che era applicabile sia sulle relazioni degli individui privati, sia sulla relazione dell'ufficiale Stato. Quello che Foscarini, e per questo Foscarini si serve soprattutto dell'azio centrale del diritto delle obbligazioni, cioè dell'azio noxialis, quando descrive ad esempio il fatto che lui come ufficiale sceglie come patrono, sceglie un ufficiale e poi è anche lui responsabile per le azioni del
di questo ufficiale che lui aveva scelto, ed è responsabile ai confronti alla entità che è stata danneggiata, cioè la Repubblica di Venezia. Possiamo chiederci quali sono le ragioni per l'uso di questo linguaggio delle obbligazioni così diffuso nelle lettere. Possiamo, da un lato, è così che anche Francesco Barbaro usa molto spesso una logica di do ut des nelle sue lettere, però è molto più brusco e molto più scortese nell'uso di questa logica. Anche i Giustiniani, Leonardo e Bernardo, usano questa logica, ma con più politesse, in fin dei conti. Allora quindi c'era una forte probabilità che questa logica veniva capita. Poi c'è un altro livello in cui proprio lui si presenta come esperto di diritto. Ci sono intere lettere che sono piene di citazioni dal diritto, dal corpus iuris civilis e dal corpus iuris canonici, anche con le citazioni in margine. A questo possiamo forse dire che questo era una specie di marchio di fabbrica, forse, di Foscarini. Sappiamo ad esempio da delle descrizioni dei suoi interventi davanti come avogador di comune che lui praticamente sovraffaticava il pubblico con le sue conoscenze giuridiche. Abbiamo una descrizione in cui si parla di 40 casi che lui in un tratto ha citato davanti, credo, alla quarantia. Sono abbastanza sicuro che per i membri della quarantia, o la maggioranza dei membri di quarantia, questo era troppo. Abbiamo anche, è molto ovvio che in dei casi in cui lui cercava di infamare altri avogadori attraverso la citazione di casi di precedenza o delle quisquilie del diritto statutario veneziano, eccetera, aveva problemi di ottenere una maggioranza, doveva far votare più volte in più giorni, eccetera. Io credo che il fatto che lui usa queste prassi giuridiche, queste strategie, cioè con un certo scopo politico, dunque delle strategie, spesso ai confronti di un pubblico nobile veneziano, cioè non parliamo dei destinatari, i destinatari potevano essere altri, però le lettere erano in qualche modo pubblico e il pubblico era nobile veneziano, probabilmente. Ha a che fare con due fenomeni. Uno dei fenomeni forse, ma non voglio azzardarmi troppo, è il fatto che in ambiente mercantile forse c'è una tendenza a percepire tutte le relazioni umane un po' nella logica del diritto delle obbligazioni, anche se naturalmente a Venezia non c'era una diretta recezione del diritto romano, ma le idee ci sono e i veneziani hanno contatto con la terraferma strettissimo. Poi credo che ci sono due tipi di nobili, ci sono quelli che dicono, allora, o di persone in generale, ci sono quelli che dicono quando un esperto fa un discorso che non si capisce, dicono ma quello perché non è capace di spiegare questa cosa in modo, con delle parole che capiamo anche noi. Quelli che praticamente si dissociano. Poi ci sono quelli che ammirano l'esperto, che dicono ok, io non capisco questa cosa ma conosco l'esperto e mi fido di lui e credo che forse la clientela di votatori del Foscarini consisteva in gran parte di queste persone che ammiravano queste conoscenze giuridiche, e abbiamo anche alcune lettere in cui Foscarini proprio usa la sua cultura universitaria per dare l'impressione a degli ufficiali nobili poco importanti e
quasi sicuramente non universitari, l'impressione di appartenere a questo gruppo dei letterati giuristi che avevano studiato a Padova, una specie di habitus, ed era una strategia. Allora, poi per dare una interpretazione complessiva alle sue strategie, credo che la maggior parte delle sue strategie erano strategie di uguaglianza. Io non sono il primo a rilevare il fatto che i nobili veneziani, probabilmente soprattutto in terraferma, adottavano queste strategie di tipo uguaglianza, ad esempio di tipo di parentela. Credo che è stato Alfredo Vigiano, ma non sono sicuro, a dire questa cosa una volta. Ma da Foscarini comunque questa cosa è forte, perché ci troviamo a un mondo, ai confronti di un mondo di forti disuguaglianza fra i nobili veneziani e i cittadini, disuguaglianza fra i nobili veneziani e i ceti dirigenti di terraferma. In alcuni casi Foscarini proprio prova un po' la tattica di parentela, ad esempio con dei veronesi, evoca un'atmosfera in cui dice: ma tu sei pure tu veneto, hai un venetus animus. Con dei prelati veneziani, sia cittadini sia nobili, e solo con loro parla di avere una comune patria di Venezia. Poi ad esempio a Brescia, ovviamente era molto importante o utile di appellare alla comune formazione da giurista a dei membri dell'elite bresciana, che facevano ad esempio problemi nel tribunale del podestà Foscarini perché non obbedivano a quello che il tribunale aveva deciso. Quindi Foscarini scrive una lettera a questo esponente del ceto dirigente di Brescia e dice, e fa un discorso di etica professionale, in fin dei conti, dice: ma tu hai pure studiato, inteso, hai pure studiato con me a Padova, cerca così di indurre a obbedire questo membro del ceto dirigente di Brescia. Poi finalmente la strategia più diffusa, secondo me, è quella di creare una specie di entrare di creare un insieme con il corrispondente come appartenenti a un gruppo di governatori, con una specie di vicariato divino per proteggere tutti quegli altri. Cioè dire: noi, tu, ad esempio qualche membro del ceto dirigente della oligarchia ecclesiastica del Friuli, dice: noi due abbiamo questo vicariato divino, dobbiamo proteggere i deboli, e così dare a questi membri di terraferma, che in qualche modo sono stati politicamente un po', cioè non completamente naturalmente, ma in una certa dimensione, stati limitati dai veneziani, dare l'impressione che anche loro partecipano a un governo più largo e complessivo. Sì, questa è la mia interpretazione un po' generale. A proposito di interpretazione anche di altre linee di ricerca che la tua tesi, che il tuo lavoro un po' include, hai messo anche un po' in luce quelli che sono i caratteri e ovviamente l'importanza della comunicazione politica, in sostanza, fra Palazzo Ducale e i suoi ufficiali in missione, che ricordiamo in questi anni le missioni, al di là, oltre della funzione del podestà e del rettore, anche quelle diplomatiche, sono missioni che durano molto a lungo, quindi questa comunicazione costante che c'è fra Venezia e la terraferma, ecco, la comunicazione politica, il ruolo che assume
la comunicazione politica. È un aspetto che in qualche modo si rileva anche, sei riuscito a rilevare dalla tua ricerca? Allora sì, la dimensione, diciamo, intendi la dimensione geografica un po' della comunicazione? Sì, anche. Allora, un aspetto di questa cosa, ad esempio, è che questi letterati autori di epistole nobili veneziani soffrivano o coltivavano meglio un problema di periferia. Questa ragione di stare in periferia la troviamo il 10% delle lettere del Foscarini, il 10% delle lettere del Francesco Bavo, ma la troviamo anche in delle lettere di patrizi particolari, come dei prelati patrizi che non partecipano più al processo politico, come Maffeo Valaresso, che parla anche in modo molto esagerato della sua posizione periferica. E perché lo fa? Lo fa perché era comunque un sentimento condivisibile per questi individui, e già nelle lettere, diciamo, più influenti di forma del primo 400 veneziano, cioè le epistole ad exercitationem accomodate di Gasparino Barzizza, abbiamo una continua tematizzazione di un problema di periferia, che naturalmente ha degli esempi classici nella letteratura epistolare classica, che però c'è una certa ragione per cui in queste epistole ad exercitationem accomodate, che in generale sono molto accomodate all'ambito nobile veneziano e ai problemi dei nobili veneziani, sono piene di questa cosa del problema di periferia, che poi viene anche descritto proprio anche che viene praticamente psicologizzato, perché poi parla sempre di molestia e di sollecitudo, e quello fa anche Foscarini. Ed è importante, secondo me, un po' rilevare che naturalmente questo stato di stare molto, molto lontano da quello che succedeva nei consigli di governo era anche un altro punto per rilevare la difficoltà della carica in periferia. E nelle lettere che Foscarini indirizza, ad esempio, a dei cancellieri per sapere cosa, per rimediare a questo problema di periferia, è anche molto chiaro che lui non voleva sapere cosa è stato deciso, perché questo in qualche modo alla fine gli era comunicato in qualche modo, ma voleva proprio sapere l'atmosfera del Senato, voleva sapere come le persone avevano reagito quando qualcuno leggeva il suo dispaccio, voleva sapere il volto, voleva sapere le voci, dunque in generale dei criteri piuttosto di atmosfera, perché questo era importante per capire come funzionava la decisione e sapere anche le opinioni naturalmente dei rivali e essere un passo avanti a quello che poteva succedere come prossima cosa. Un valore aggiunto poi di questo lavoro è sicuramente anche il peso che dai a quelle che sono un po' le virtù pubbliche. Ecco, parliamo di ufficiali al servizio della Serenissima. Virtù pubbliche che in qualche parte tu tendi anche a legare però a quelle che al di sotto di queste esposte virtù sono anche delle competizioni, delle faide fra le casate anche per l'occupazione di alcune cariche. Ma è ora quindi, secondo te, di rivedere, ridimensionare o di rimettere un po' in discussione il celebre paradigma storiografico del senso dello Stato del patrizio veneziano? Come viene fuori, ecco, come viene fuori questo senso dello Stato del patrizio veneziano davanti all'epistolario di Foscarini?
Così la domanda è più facile da rispondere, perché credo che tutti i paradigmi in un certo modo servono a completare il panorama, e ovviamente questo paradigma è un paradigma molto ragionevole, perché il tema dello Stato e del servizio per lo Stato è onnipresente nella produzione di testi del governo veneziano e dei suoi partecipanti. Nel caso di Foscherini è così che lui ripete e riproduce incessantemente elementi del mito di Venezia, come ad esempio un po' questo senso dello Stato che lui, soprattutto in forma degli obiettivi dello Stato. Lui, in fin dei conti, antichizza honor et proficium, cioè questi famosi obiettivi, ad esempio in Decus et Utilitas o Commendatio Veneti Imperii, ma poi soprattutto come utilitas, che è un termine ciceroniano in fin dei conti. E per dare, credo che noi dobbiamo usare questo paradigma dello senso dello Stato, come credo anche Alberto Tenenti aveva detto, proprio con una certa ambiguità. E nel caso di Foscherini è quello che lui era ben cosciente del fatto che la utilitas era un obiettivo molto vasto e largo, e si potevano subsumare molti altri obiettivi sotto la utilitas, e forse anche in alcuni casi gli obiettivi dei rivali politici. Come reagisce Foscherini a situazioni del genere? Ad esempio, una volta lui viene eletto in una carica che lui vuole per nessun modo ricoprire, la polizzeria di Verona, che è una situazione difficile per lui, perché allo stesso tempo, a causa di un'epidemia, a Venezia c'è una specie di commissione regnante a cui fa parte il suo massimo rivale Triadano Gritti. E non è sicuro se forse lui è stato eletto, cioè non podestà, capitano di Verona, per metterlo fuori, per mandarlo in periferia e creare poi ulteriori problemi per lui. E lui risponde a questa cosa con una vera e propria campagna epistolare in cui parla della sua frustrazione, e questa frustrazione a un certo punto, molto presto, diventa anche psicosomatica. E descrive largamente questi sintomi psicosomatici, che in fin dei conti sono sintomi burnout. E allora un burnout di solito succede quando una persona fa fatica di identificarsi con i compiti o almeno gli obiettivi dei compiti che gli sono stati dati. E questo lì era probabilmente il caso. Lui capiva molto bene che era stato messo in periferia per ragioni particolari privati dei suoi rivali o di qualcun altro, non lo so, e ora era frustrato. Ed è molto interessante che lui descrive questi criteri burnout non ai confronti di altri nobili veneziani, ma li descrive ai confronti di medici e di consulenti spirituali, che lui definisce proprio in queste lettere come medici dell'anima. Dunque queste persone, siccome erano un po' non solo un po', erano fuori dal gioco politico, servivano probabilmente, avevano una posizione un po' forse liminale, almeno di mediatore, e potevano, a causa della loro professione, esprimere questi problemi che forse in uno scambio epistolario pubblico fra due patrizi sarebbero stato
un indizio troppo lampante per il fatto che i patrizi capivano che gli obiettivi dello Stato non erano sempre veri, ma forse solo dei pretesti. Questo non doveva succedere. Possiamo paragonare questa cosa con avvenimenti in diversi stati, cioè non lo so, se pensiamo al fatto che il re d'Inghilterra voleva stare con una donna divorziata, preferiva questo stile di vita all'obiettivo di servire allo Stato inglese, e questa cosa creava una specie di crisi totale dell'establishment inglese, perché la cima dell'establishment aveva espresso l'incapacità degli obiettivi di Stato di servire come motivazione del lavoro. Quindi credo, perché ho fatto questo discorso, credo che Foscarini capiva l'ambiguità di questo mito dello Stato, e capiva che questi obiettivi dello Stato e questo servizio dello Stato non aveva sempre e assolutamente 100% senso. Dava senso? Ha senso? Senso, sì, non aveva senso. False friend. E credo che questa è una ambiguità che naturalmente per i protagonisti era quasi insopportabile, perché nella nostra cultura occidentale è un po' in generale così, che le azioni degli esseri umani devono essere coerenti. Non sopportiamo il fatto che c'è una incoerenza dell'agire. Nello specifico di Foscarini è così che lui incessantemente ribadisce il fatto che lui è idem, o che lui è Ludovicus Thus, cioè una persona un po' chiusa che appartiene all'altro, o le istituzioni inveterate, sempre nelle occasioni in cui le azioni suoi dimostrano una forte incoerenza. Però noi come storici dobbiamo comunque, cioè, di questa incoerenza e di questa ambiguità fra emanazioni mitiche e ideologiche e agire proprio, dobbiamo semplicemente tener conto e dobbiamo usarlo, integrarlo nelle nostre analisi, forse, anche se forse ora con questi discorsi sono prenderne atto. guardato. Benissimo, allora si conclude così la prima parte del seminario. Approfitto per ribadire e chiedere per qualunque intervento la possibilità di utilizzare la chat o di voler intervenire direttamente in cam, mandando una richiesta di invito all'indirizzo che leggete in sovraimpressione. E nel frattempo però abbiamo 2 domande da parte di Michael Neptune, che chiederei alla regia di trasmettere una prima domanda inerente. In un suo articolo del 1986 Martin Lowry mise in relazione l'umanesimo con l'antisemitismo, riferendosi in particolare a Foscarini. Nella monografia poi Nicholas Jenson del 1991, sempre Lowry lo etichettò come Jew biter. Orsch quindi conferma questa valutazione, come colloca l'antisemitismo nel profilo complessivo di Foscarini? Ok, allora vorrei menzionare che questo tema poi è stato affrontato dopo Martin Lowry anche di recente in un articolo di Stephen Bolt in Renaissance Quarterly, con delle nuove fonti e una interpretazione del vero molto complessiva e molto in dettaglio, anche letteraria. Comunque sia Lowry sia, che mi sembra anche Stephen Bolt, interpretano soprattutto queste emanazioni, espressioni del Foscarini come un odio intrinseco contro gli ebrei, e che lui proprio profondamente sentiva che qualcosa si doveva fare per combattere gli ebrei. Allora, io penso che questo è molto probabilmente vero. Il problema è che le lettere di Foscarini
non sono tanto autorivelazioni psicologiche in ogni caso, ma spesso sono strumenti di manipolazione psicologica. Io ho cercato di interpretare l'antigiudaismo del Foscarini in un complesso di temi nelle sue lettere che hanno in generale una motivazione religiosa, cioè la sodomia, i suoi discorsi sulle leggi suntuarie che mirano soprattutto contro donne, cioè nel caso di Foscherini, poi i suoi discorsi anti-turchi e poi l'antigiudaismo del Foscarini. Importante è che in tutti questi casi, nel juste milieu o nella opinione prevalente dei contemporanei, era un po' chiaro che i sodomiti, le donne lascive, i turchi e anche gli ebrei erano elementi non graditi, problematici, anche da combattere. Quindi il gioco, diciamo, valeva sempre la candela. Poi relativo a questi temi è importante rilevare che Foscarini, quando ad esempio propone in delle lettere della legislazione rispettivo, cioè della legislazione suntuaria o anche contro i dei, aspetti abbastanza periferici della legislazione generale contro questi gruppi di persone. Poi il trattamento, ad esempio, dei sodomiti e anche il trattamento delle donne che comprano oggetti di lusso o spendono soldi è molto flessibile in Foscarini. Sodomiti possono essere importanti monaci che non pongono un problema, possono essere mostri. Entrambe le cose sono possibili da Foscarini. Poi, relativo alle lettere del Foscarini con contenuto antigiudaico, è forse interessante che queste due lettere sono due lettere di 312 lettere. Nel resto dell'epistolario Foscarini parla quasi mai di ebrei e anche queste due lettere poi vanno datate in modo diverso da quanto sono stati datati fino ad adesso. Si pensava da solito che queste lettere fossero quasi distanti di 10 anni, invece sono da datare entrambi dal tempo, dal periodo in Friuli, in Udine, che è il periodo dopo questo colpo grave di reputazione attraverso la condanna del Consiglio di 10. Da Udine Foscarini in generale cerca di mettere in risalto se stesso dal Friuli nella centrale come una persona comunque importante, come un ritrovatore di problemi e risolvatore poi di questi problemi. E uno di questi aspetti mi sembra di essere l'antigiudaismo spiccato in questo tempo a Udine. Per questo dovremmo anche un po' guardare i destinatari di queste due lettere. Il primo destinatario è probabilmente il più importante consulente spirituale di nobili veneziani in questi anni, Francesco da Treviso, il priore della Certosa di Sant'Andrea al Lido. Lui è anche consulente spirituale del nuovo eletto doge Cristoforo Moro. L'altro corrispondente è ancora più interessante, si chiama Antonio Gradenigo ed è a questo punto una persona che politicamente è morta da 10 anni. Perché? Perché come sindaco di Levante alla fine degli anni
40 e inizio anni 50, Antonio Gradonigo aveva proposto dei processi, cioè aveva fatto delle accuse contro degli ufficiali veneziani in Creta e contro degli ebrei che per diverse ragioni, per corruzione, ma anche con delle accuse di uccisione rituale di agnelli e cose del genere. E aveva perso tutti questi processi davanti al più grande pubblico possibile, cioè Quarantia, Senato, Maggior Consiglio. Quindi aveva dimostrato la sua incapacità di gestire questo tipo di processo, di organizzare delle maggioranze e di tenere di salvare la sua faccia in fin dei conti. E così, a prescindere di alcune cose piccole, lui non compaia più nel Rulers of Venice almeno. Allora, cosa fa Foscarini poi di contenuto in queste lettere? È di proporre temi legislativi periferici che nella sua propria azione legislativa contro gli ebrei, che ha sempre a che fare con i banchieri ebrei, cioè con la cosiddetta usura, non compaia, ma parla ai confronti di Cristoforo Moro attraverso Francesco da Treviso dei medici ebrei e che è molto urgente che ora i medici ebrei non devono più praticare. E poi questa lettera in generale è un po' concepita come uno specchio di principi perché vengono descritti le azioni anti-giudaiche di Francesco Sforza nel Ducato di Milano. Poi nella lettera a Antonio Gradonigo descrive nello stesso ma nello stesso contesto di giurisdizione appellativa le sue proprie azioni contro ebrei, e anche in questo caso è molto interessante paragonare i verbali di queste sentenze che Foscarini come avogador di Comun ha ottenuto contro ebrei nei registri dell'Avogaria di Comun, e poi la descrizione nella lettera ad Antonio Gradonigo. Una delle sentenze è sempre una sentenza di non proroga della cosiddetta condotta per banchieri ebrei a Marostica, che nella lettera di Antonio Gradonigo diventa una questione di decoro pubblico, perché poi lui dice: ah sì, io ho fatto sì che non si ascoltavano più le voci della sinagoga sulla piazza del mercato di Marostica. E poi l'altra cosa è ancora più interessante, è una sentenza in cui Foscarini, insieme al suo più grande rivale, Triadano Gritti, propone la espropriazione di una casa di un ebreo a Negroponte, perché in questa casa una volta c'era una cappella della Madonna, e la ritrasformazione a spese dell'ebreo di questa casa in cappella. Anche una sentenza che difficilmente qualcuno poteva obiettare qualcosa contro questo, perché viene anche accettato con 26 pro parte e 2 non sinceri e 0 contro. Questa cosa poi nella lettera ad Antonio Gradonigo viene descritto in un modo coloritissimo. Ad esempio, Foscarini poi all'improvviso sostiene che questo proprietario ebreo della casa avesse stuprato delle ragazze cristiane sull'altare di questa cappella, che ovviamente è un elemento delle descrizioni della caduta di Costantinopoli, dove si parla a volte del fatto che Maometto II avesse stuprato delle principesse bizantine sull'altare dell'Agia Sofia. Quindi abbiamo a che fare con una lettera molto costruita che mette in risalto ad esempio una sentenza che in fin dei conti probabilmente aveva proposta a Triadano Gritti, che però ora Foscarini vuole reclamare per se stesso. E credo che sì,
che probabilmente Foscarini era un Jew-baiter. Sì, ma le lettere dimostrano soprattutto l'uso dell'antigiudaismo all'interno dei processi legislativi veneziani, per dirlo così. Non so se questa risposta era... Secondo me sì, è stato molto, molto completo, e già che ci sono ti pongo anche la seconda domanda da parte di Michael Nepton, che chiederei alla regia di trasmettere. Ecco, grazie. Non penso che ci sia antitesi fra la giurisprudenza e gli studi umanistici, ma mi ha sempre un po' colpito che la monografia celebre di Margaret King del 1986 punti sul connotato dell'umanesimo come dato prioritario, che accomuna poi i suoi patrizi veneziani. Io sospetto invece che dovesse essere almeno pari l'importanza della formazione in giurisprudenza nelle carriere di governo costruite in gran parte in relazione poi al dominio italiano, che come è noto era un po' agli antipodi rispetto alla tradizione giuridica veneziana. Esagera Nepton in questa sua opinione? Allora, io credo di aver dato una risposta attraverso le altre risposte già in gran parte a questa cosa, perché credo che la formazione giuridica di Foscarini era un importantissimo elemento della sua reputazione. Vorrei anche dire che c'è una tesi di dottorato inglese del 2010, credo, di uno certo Scott Lee Jones, piena di statistiche di patrizi, patrician lawyers, e la loro attività e la loro incidenza come ufficiali, da cui ho riferito due dati. Un dato è che da 600 cariche diplomatiche, nel 400 credo un terzo era ricoperto da giuristi addottorati, e dalle cariche più alte, cioè quelle sopra Savi, anche credo un terzo o un quarto era ricoperto da persone con un dottorato nelle leggi, secondo questo lavoro. Poi del resto sono completamente d'accordo che il fatto che tanti di questi letterati, che vengono chiamati spesso umanisti, avevano una forte formazione giuridica, anche se non come Bernardo Giustinian avevano poi un dottorato o un titolo giuridico. E infatti c'è una ragione per cui il titolo della mia tesi non è un umanista ma un patrizio veneziano, perché credo che la sua socializzazione primaria era quella di patrizio, e sono abbastanza sicuro che queste formazioni giuridiche che diventano poi all'inizio del 400 così comuni, forse paragonati al tempo prima, sono una scelta un po' strategica per creare prominenza per i figli. Allora, abbiamo un intervento in cam, chiederei alla regia di mandare in onda Nicola Carotenuto, che credo sia in linea da Oxford. Mi sentite? Prego Nicola, ciao. Ciao, ringrazio Leonard, mi complimento anche per il suo italiano. Vorrei parlare tedesco io come lui parla italiano, credo esprimo non sentire comune. Ho alcune domande, saranno brevi, puntuali, ma erano più che altro curiosità. Non è il mio periodo, non è il mio ambito, ma così da persona che non ne sa nulla, ecco, ero curioso di avere alcune informazioni. Allora, la prima era la differenza con altri epistolari. Ci sono altri epistolari del 400, a me veniva in mente quello di Contarini, edito da Della Santa a inizio Novecento, una cospicua raccolta di lettere. Poco più tardi le lettere che sono assemblate da Sanudo. Ecco, mi chiedo quali siano le differenze rispetto ad altri epistolari contemporanei e similitudini e differenze, diciamo, rispetto ad altri complessi documentari composti nel 400, soprattutto
perché queste lettere, a quanto ho capito, sono oggetto di un'autoselezione da parte dell'autore. In questo senso, insomma, un atto conscio di tradizione di un corpus di lettere scelto dall'autore, per cui immagino secondo dei criteri ben precisi e per propagandare un'immagine precisa di se stesso. La seconda domanda che volevo fare ero molto interessato, sarà la deformazione professionale, rispetto agli interessi mercantili del padre del nostro, per cui mi chiedevo, ricordo una monografia interessante intitolata cittadini veneziani, il mercante e l'umanista, no? su due patrizi veneziani del 400. E mi chiedevo se anche qui si avesse una logica di diciamo, quali fossero il peso del commercio, se esiste nel suo epistolario, e quanto insomma il Foscarini fosse attento a questioni commerciali, o comunque quanto queste avessero insomma, interesse nella formazione delle sue relazioni commerciali, anche se, come spiegavi, purtroppo, visto che c'è una selezione di queste lettere, è difficile dire quali sono tutti i suoi, diciamo, fare quella che i tedeschi chiamerebbero una Verflechtungsgeschichte, una storia delle relazioni a partire da una singola, dal suo epistolario. Per cui, ecco, mi chiedevo fino a che punto il commercio fosse rilevante per la strutturazione del suo network personale e eventualmente commerciale di suo padre. E l'ultima domanda invece è, si è parlato molto spesso di soggiorno in Grecia, che rapporto aveva Foscarini con il greco? Conosceva greco, scriveva in greco, leggeva letteratura antica? Questo è molto breve, grazie. Ok, cerco di rispondere il più velocemente possibile. Allora, paragono con altri epistolari, io ho soprattutto paragonato con altri epistolari veneziani. Mi sembra però in generale rilevante che lui fa questo ordine non cronologico e per cariche ufficiali. Una cosa che io, ad esempio, da Amanati Piccolomini, che è un grande epistolario edito, di una persona che ricopriva una posizione alta in una specie di governo, almeno per una parte della sua carriera, non sia dato di quanto io ricordo. Poi relativo al commercio nell'epistolario è quasi assente. Una volta parla del fatto che ha accesso a dei prodotti di lusso che vengono dal mare di Azov, e ancora negli anni 60 parla di questa cosa. Non so come si chiama questo pesce in italiano, storione, possibile? Dunque, regala a dei membri dei ceti dirigenti del Friuli Storione durante la Quaresima, perché è ovviamente un oggetto di un regalo di pregio. Poi il resto delle informazioni sulla Tana io ho tratto da dei lavori sulla Tana in generale, e perché vengono menzionati questi cugini. Il padre l'ho trovato in una lettera, credo, dei giudici di petizione, credo. Era come mercante in Latana, era un totale caso un mero caso di ritrovamento nella documentazione. Poi, relativo al greco, è molto interessante che a Foscarini è stato sempre attribuito una tradizione dal greco, dalla agiografia greca da Metafraste, la vita dei santi Vittore e Corrona di Feltre. Se uno poi indaga questo testo e lo paragona con dei martirologi trecenteschi veneziani, è molto ovvio che Foscarini usava uno di questi martirologi veneziani come base di testo poi per la sua trasformazione del testo della vita di questi santi. Dunque, ma questi testi sono alla loro volta
a volte delle traduzioni da Metafraste, ma io sono abbastanza sicuro che Foscarini non ha tradotto Metafraste perché sono proprio sia citazioni letterali, parola per parola, da questi martirologi, e poi il senso greco da Metafraste lo cambia a volte completamente. Ad esempio delle metafore, proprio le percepisce in modo completamente diverso dal Metafraste. E poi è così che dalla biblioteca di Guarnerio d'Artemia, di quanto io ho capito, prende in prestito i libri greci, gli autori greci in traduzioni latine. E poi in generale cita letteralmente delle traduzioni da Plutarco, nelle traduzioni quelli più recenti direttamente delle sue conoscenze veneziani, cioè dei Giustiniani, di Barbaro, ma poi anche attraverso Tito Livio Fruluvisi e altri doveva aver avuto accesso a molte altre traduzioni da Plutarco che lui usava. Usava ad esempio gli apoftegmata nella traduzione di Filelfo, e lo dice anche a Filelfo. Dunque sono abbastanza sicuro che lui il greco, quello classico, non lo conosceva, ma forse a Modone un po' di greco, cioè forse già prima di Modone un po' di greco, quello parlato, lo conosceva, ma non sono un esperto di Modone, ma credo che Modone era un po' una colonia piena di latini, no? Quindi forse parlare il latino lì era più importante. Soddisfatto, Nicola? Sì, grazie. Allora, abbiamo un'altra domanda da parte di Niccolò Villanti che chiederei alla regia di trasmettere, per favore. Ecco qui. Una piccola curiosità circa la visione antigiudaica del Foscarini. Nelle sue lettere o in altre sue opere menziona il pericolo rappresentato dagli ebrei convertiti? No. Risposta secca. Almeno io non l'ho trovato. Anche perché abbiamo detto che erano soltanto un paio di lettere all'interno dell'epistolario che parlano degli ebrei, mi pare. Ok, quindi risposta secca per Niccolò Villanti. Attendiamo altre domande se ve ne sono. Io magari approfitterei per chiederti un'altra curiosità, ma un dettaglio a proposito del ruolo diplomatico. Hai detto prima che Foscarini, come podestà, come rettore, si era tenuto fuori dalla disputa sulle decime, che è una questione che in realtà appunto coglie un po' tutti i rettori veneziani fin dalla presenza veneziana nel Trevigiano dal 300. Però questo è l'unico lato, l'unico evento di, come dire, di autorità o di attività diplomatica da parte del rettore Foscarini, è l'unico evento, ce ne sono anche altri? Allora, è l'unico evento in cui un protagonista diplomatico che sta a Venezia come cardinale legato si rivolge a Foscarini che sta in periferia. Ma poi in periferia, come avevo detto, a Foscarini arrivano in più occasioni degli ordini del governo per cominciare a comunicare con dei protagonisti diplomatici che lui conosceva già da anni fa per risolvere problemi particolari. E questi casi possono sono molto multiforme e molto su diversi livelli di diplomazia, casi anche molto improbabili. Sì. Ok. E hai notato, anche ricollegandosi magari anche a uno dei seminari che abbiamo tenuto circa un mese fa,
sul ruolo in questo epistolario di Foscarini. Gli attori presenti sono sempre solo patrizi veneziani, nobili, cittadini e anche popolari. Popolari credo di no, ci sono alcuni preti notai che però erano tutti, credo che erano tutti cittadini originali. Ci sono moltissimi curiali, a prescindere da quelli curiali di origine veneta. I curiali sono i suoi contatti, a prescindere dai veneziani e veneti, quelli più frequenti. Ma popolari, lui ha ovviamente dei clienti popolari, di cui si parla poi anche, però le lettere sono indirizzate a dei patroni più eminenti, ma proprio popolari no. Bene, allora non vedo altre domande, altri interventi, né per email, non mi pare. Siamo anche in tempismo perfetto, come sempre. Allora non mi resta che ringraziare Leonard per questo suo seminario, veramente anche per averlo tenuto in lingua italiana, peraltro veramente con un livello pari quasi a madrelingua, e spero di rivederlo presto. Allora sono io che devo ringraziare per aver avuto questa bellissima possibilità. Grazie Daniele che stai organizzando questo bello formato. Grazie anche a tutti i ragazzi che ci hanno seguito, grazie a tutti voi, e noi ci vediamo ovviamente la settimana prossima per l'evento, il seminario con Alessandra Rizzi. Buona serata. Buona serata.